Quando si parla di ricerca scientifica e di tecnologie all'avanguardia, spesso il pensiero corre verso la Silicon Valley o le grandi industrie dell'estremo oriente, dimenticandosi delle eccellenze presenti nel nostro paese. Napoli e la Campania, in particolare, sono all'avanguardia a livello nazionale grazie ad un percorso formativo che nasce dalle università per poi svilupparsi in realtà locali. Il laboratorio Prisma, dal professor Bruno Siciliano, è tra i primi centri di robotica a livello mondiale e sta sviluppando, tramite il progetto DexSmart, dei robot in grado di compiere operazioni manuali ad altissima precisione. Gli scopi possono essere molteplici, dall'aiuto ad anziani e disabili alla cooperazione in medicina. DexSmart è un progetto europeo che è cominciato all'incirca 2 anni fa, febbraio 2008. È uno dei 4-5 progetti europei nel quale il gruppo quello che fa riferimento al nostro laboratorio presso la facoltà di ingegneria, il Prisma Lab, dicevo, è uno dei 4-5 progetti in cui siamo impegnati, è quello più grosso, diciamo, quello guidato personalmente da me, ed è un progetto che è dedicato alla manipolazione bimanuale, vale a dire robot con 2 braccia, per eseguire una serie di compiti che, a differenza del contesto tradizionale in cui i robot sono utilizzati per applicazioni manifatturiere, i robot di DexSmart bimanuali sono pensati per realizzare delle domestiche. C'era, diciamo, questa semplificazione sulla quale noi stiamo lavorando, un robot che sia in grado di preparare un caffè, insomma, che è il tipico ambiente domestico, e diciamo, quindi un domani potremmo pensare anche a un robot badante, un robot di servizio, e affinché questi robot possano essere inseriti negli ambienti antropici, cioè negli ambienti coabitati con gli esseri umani, condividendo gli spazi, devono essere evidentemente sicuri, cioè non devono ovviamente recare danni, devono essere affidabili. Quindi questa è una delle problematiche centrali del progetto DexSmart. Il forum sulla tecnologia, lo sviluppo e l'economia a Napoli ed in Campania ha posto la luce proprio sulle eccellenze tecnologiche della regione. L'incontro, svoltosi presso la saletta verde della libreria Guida Merliani, è stato organizzato dal giornalista Giovanni Lucianelli, autore del volume Buone notizie da Napoli, con la prefazione dello scrittore napoletano Simone Di Meo. La Silicon Valley italiana è alle falde del Vesuvio, è a Napoli, e il testimonial questa sera è il professore Bruno Siciliano, che è il direttore del Prisma, professore ordinario dell'Università Federico II di Napoli, responsabile del Dipartimento di Informatica. Ha spiegato a coloro i quali hanno partecipato a questo forum nella libreria Guida Merliani, e di questo ringrazio Giuseppe Guida, che è possibile vincere a Napoli. Lui ha rinunciato alla sirena americana, è rimasto nella nostra città, ha vinto, è uno dei massimi esperti di robotica che siano al mondo. Sul suo testo, sul testo che ha elaborato lui, stanno studiando coloro i quali imparano questo mestiere in America, in Giappone, a Singapore, insomma in tutto il mondo. A Napoli c'è gente che può oggettivamente dimostrare che questa città è una città positiva. Soltanto l'1%, solo l'1% registra le cattive notizie. Guardiamo il 99%. In questa città c'è un'economia, c'è una tecnologia che funziona, ed è questo che vogliamo vedere con Buone notizie da Napoli. Napoli deve tornare la capitale del Mediterraneo, ha affermato dal canto suo Domenico Falco, vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania. Guardi, questa sera ancora una volta il collega Giovanni Lucianelli ha dimostrato la valentia, la capacità di mettere in un libro le varie eccellenze della città di Napoli. Questa delle tecnologie è solo una parte del libro che va a 360 gradi, che spazia nel settore della sanità, nel settore dell'assistenza, nel settore giuridico. Adesso è toccato questo capitolo delle nuove tecnologie con la intervista al professore Bruno Siciliano e la dimostrazione di come Napoli abbia a livello universitario e di ricerca scientifica uno dei più grandi poli a livello internazionale. Napoli è una città che così non può morire. Il problema è fare rete, fare squadra, mettere insieme tutte queste eccellenze per fare un passo in avanti e avere un atto d'orgoglio necessario per far rinascere e rivitalizzare questa città. Al forum è intervenuto anche Nicola Mazzocca, assessore all'università, alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica della regione Campania, che si è soffermato sullo stato del comparto nella regione.
La ricerca scientifica in Campania è sicuramente una delle buone notizie che si può dire del nostro territorio. È una buona notizia perché non solo come dati assoluti, la regione Campania è una regione in cui la ricerca incide sul PIL, quindi sulla ricchezza della regione, in modo tale che la regione è la quarta regione d'Italia, ma è anche importante perché in qualche modo il sistema della ricerca campana rimane un sistema di eccellenza in molti campi che possono aiutare lo sviluppo economico. Io citerei tra questi campi quelli che praticamente fanno parte della nostra strategia, che sono le attività relative all'ICT, alle biotecnologie o diciamo in qualche modo ai materiali, che sono delle discipline base che servono in tanti applicazioni. E poi delle applicazioni di tipo verticale. Le applicazioni di tipo verticale sono quelle lì che in qualche modo sono la logistica, i trasporti, l'automotive, l'energia, sono anche di interesse sociale come i beni culturali, il turismo, l'ambiente, sono tutte diciamo, attività in cui il rapporto tra la ricerca pubblica e la ricerca privata è andata anche crescendo nel tempo, quindi sono anche delle speranze concrete di poter realizzare prodotti, processi, servizi innovativi che in qualche modo possono aiutare effettivamente lo sviluppo della Campania. Mario Coppeto, presidente della municipalità Vomero Arenella, ha invece sottolineato come proprio sul territorio della collina cittadina ci siano esempi di grande tecnologia come il CNR ed il laboratorio TIGEM diretto dal professor Andrea Ballabio e l'importante contributo che può fornire un libro che metta in luce quanto di buono viene realizzato in città. Il libro di Giovanni Lucianelli, come dire, mette un accento secondo me estremamente importante e positivo e mi fa piacere che lo fa in un luogo dove quello che io considero la città dei saperi e della conoscenza rappresenta spesso il luogo della buona notizia. Io pongo come attenzione dentro il ragionamento di ciò che ho detto e di ciò che si dibatte oggi con la presentazione del libro di Lucianelli, quanto di buona notizia non sempre che arriva sui banchi dell'informazione, tante volte sì, è rappresentato dalla presenza del CNR all'interno del territorio municipale, è rappresentato la presenza di ospedali dell'eccellenza napoletana, regionale, aggiungo anche italiana, dove la buona notizia, come dire, è un fatto quotidiano. Certo, quello che ci rappresenta, il testo che si presenta, rappresenta un ulteriore sviluppo delle buone notizie, credo che ce n'è proprio tanto bisogno. All'incontro sono intervenuti anche Arturo De Luca, direttore del Centro di Psicoterapia Umanistica, lo scrittore Angelo Cirasa e Francesco Licastro, capostaff dell'assessorato all'ambiente del Comune di Napoli. La libreria Guida Merliani si conferma quindi come un luogo dal quale possono nascere spunti di discussione per una Napoli migliore. Naturalmente è la clientela che forma il libraio con le informazioni e con le notizie specialistiche. Per questo lavoro appunto ci vuole avere un cervello come una spugna, avere notizie e informazioni da tanti clienti preparati nello specifico e quindi trasmettere agli altri il sapere del singolo. Questo significa poi il libraio e non il supermercato dei libri, come per i quali poi sono molto portati i napoletani malati di esterofilia oppure di scappare in altre città.